Validare in maniera più semplice e più snella il percorso di accesso al Pio XII e sensibilizzare regioni e strutture sanitarie sulla bontà scientificamente riconosciuta a livello europeo delle cure contro l'asma in alta quota. La sfida per mantenere in vita l'istituto di Misurina ha i tempi contati. Entro ottobre al massimo bisogna realizzare gli impegni che reciprocamente si sono assunti la Regione Veneto e l'Opera Diocesana di Parma, che ieri si sono incontrati nel Trevigiano a San Vendemmiano. Stiamo lavorando tutti perché questo centro resti aperto. Ho trovato un grande management, grande disponibilità e direi che si va in questa direzione, ma non si dica che la Regione vuole chiudere il centro. La Regione ha confermato il 1.200.000 euro l'anno di corrispettivo per la convenzione in atto e nel frattempo si è assunta un impegno per verificare l'iter oggi imposto per l'accesso alla struttura dei bambini del Veneto. Cercheremo subito di capire come velocizzare anche questo iter burocratico, come provare a intraprendere un percorso più leggero e più agevolato per le famiglie che hanno grossi problemi di salute sul comparto respiratorio asmatico, e questo per la Regione Veneto. E poi c'è la volontà di portare la questione a livello nazionale. Non posso sapere come andrà, ha detto Zaia, ma è giusto farlo, specificando per l'ennesima volta che la Regione non ha alcuna intenzione di chiudere il centro di Misurina, che è un istituto privato. Come detto, i tempi stringono. La sofferta decisione che oggi ci vede legati a questa chiusura del 31 dicembre è comunque imminente, però insomma se siamo tutti bravi, ci crediamo e mettiamo in fila le cose, dovremmo darci qualche speranza e la valuteremo con i dati alla mano.